Buongiorno dottore, oggi abbiamo appuntamento per la visita alla prostata. Mi raccomando, con delicatezza metta il guanto a un po' di cremina. Mi abbasso pantaloni e mutande, la cosa poi diventa eccitante. Non mi guardi così, dottore, con quell'aria da mandrillo. Cominciamo prima con un bacino e poi dottore, mi infili il dito nella galleria. Cosa scura ma accogliente che ci entra anche un treno. Scavi bene fino in fondo, tranquillo, ho fatto la peretta e la ceretta intorno al tunnel. Dottore, ma che bella sensazione, vorrei che entrasse un gamberone, mentre mi tappa la bocca col limone e mi sussurra: sei la mia maialona. Caro dottore, non parli con nessuno di tutto ciò. Ho la prostata infiammata, non solo quella, anche il deretano. Rimetta il guanto e la vasellina. Le mie chiappe scostumate vogliono essere ancora penetrate. Lei mi guarda con quell'aria da fetente, con quel dito lungo più di un serpente. Riprendiamo la nostra love story. Dottore, mi infili il dito nella galleria. Cosa scura ma accogliente che ci entra anche un treno. Scavi bene fino in fondo, tranquillo, ho fatto la peretta e la ceretta intorno al tunnel. Dottore, ma che bella sensazione, vorrei che entrasse un gamberone, mentre mi tappa la bocca col limone e mi sussurra: sei la mia maialona. Dottore, mi infili il dito nella galleria. Cosa oscura ma accogliente che ci entra anche un treno. Scavi bene fino in fondo, tranquillo, ho fatto la peretta e la ceretta intorno al tunnel. Dottore, ma che bella sensazione, vorrei che entrasse un gamberone, mentre mi tappa la bocca col limone e mi sussurra: sei la mia maialona.